Usdin il benvenuto a queste, che è il primo appuntamento di queste schirie di inquintris co-Pasarin sul tema de cure avere cura. De cure è un progetto che è stato presentato dal Docusquele della Società Filologiche Furlane in un progetto regionale, è stato finanziato e lo disegna anche in grazie dalle risorse statali, dal Ministero del Lavoro e dalle politiche sociali, dentro di un progetto appunto per il terzo settore, perché questo vede che come società filologiche furlane o in parte proprio dal terzo settore, e allora si è deciso proprio di creare un progetto che all'essa valorizza il volontariato in maniera proprio di sticciare i più giovani, e di fatto per questo usvin Waltris come collegamento, gli scuoli che sono ridotti i docenti, per sticciare i giovani proprio per sensibilizzare sull'importanza del volontariato e per cercare di mettere in piedi proprio dalle proposte indirizzate alle scuole. Come partner lo riguardino ovina l'associazione per promozione della Costituzione di San Denel, ovina l'APS Reset di Tumiec, poi dopo ovina la Fidas Isuntina, l'associazione dei donatori di sangue dal Gurizan, per capirsi, e ovina anche l'ufficio scolastico regionale e ovina anche la collaborazione di diversi istituti scolastici. Una prima parte del progetto lo viene già mettuto in piedi e tra di altri sarà anche qualcuno che ha collaborato, nel senso che si è pensato di realizzare un percorso CLIL avanzato per mettere in piedi dalle unità didattiche proprio PEADIS al senso dal de cura, al volontariato, e dunque questo percorso è già inviato e come sempre quindi ringraziare gli tutors dopo che sono stati da ora di queste prime parti formative e mi fa piacere di vedere anche qualcuno dai tutors, anzi qualcuno, perché come si diceva prima non si sa perché, ma il mondo della scuola è per gran parte femminile, sono quasi tutti al femminile, ma come dicevo prima non nos dispiace, anzi, e dunque grazie agli tutor che stanno da ur, e allora come tacchini invece con questo secondo percorso, che è un percorso di formazione che è indirizzata ai docenti, ma anche a chi ha gusto di approfondire certe tematiche, dunque se avesse qualcuno che sapesse che potesse avere gusto, non state a preoccuparsi, anche se ovviamente dite che a schiadare in voi i termini. Si è bloccato? Paolo? Sì, sì, è bloccato. Alla Costituzione. Si è bloccato. No, come lei è È partito? ripartito? Sì. Ecco, come mi eri sbloccata. Difatti, vedi la collega che mi diceva, io che tu sei sbloccata, ma non capivi che, boh, perfetto, allora si vede che quando dite che può ingiuntarsi, si vede che il sistema la dite, boh, ferme lì, che così si dice anche miglior, no? Che può invitare anche qualcun altro a giuntarsi. Allora dicevo che voi partite con questo primo appuntamento, che sarà sulla Costituzione italiana, per cura dell'Associazione di Promozione Sociale, per la Costituzione di San Denel, Ovarin come docente, il professore, anzi ex professore, ma come dicevi prima, i professori sarebbero professori per sempre, l'epoca c'è poi, ormai una volta che avessi chiappate che strade lì, non salugiava esclui il titolo, e dunque anche per altri scozzesi in servizi come savello, quando fineres, e qualcuno magari dice, non vi ho l'ora di finire, no, ma quando fineres o restareis mestris, docenti per tutta la vita. Allora dicevi che il percorso sarà per cura dal professor Francesco Losciuto, ma
prima, lasciamo la parola al presidente dell'Associazione per la Costituzione di San Denel, Paolo Mocchi, che nos conta un alco di più su questa associazione che è nata in dal 2009 e che dal 2013 si porta in avanti un percorso che è pardabon meraviglioso e di grandissime qualità a San Denel, che è il Festival della Costituzione. Prego, professor Mocchi. Allora, grazie, mi sentite, mi vedete? Grazie alla Società Filologica Friulana, grazie a tutti voi che siete appunto collegati. Il mio ruolo è soltanto quello di introdurre 5 minuti la nostra associazione e poi passo la parola al collega Francesco Losciuto. Per dire cosa? Che noi siamo nati nel 2009, ma le cose non capitano mai per caso. Il 2009 è esattamente l'anno successivo al 2008. E cosa è successo nel 2008? Per chi se lo ricorda, chi ha i capelli bianchi come me o comunque da molti anni dentro la scuola, si ricorderà che il ministro di allora, Gelmini, tagliò oltre 7 miliardi all'istruzione. Siccome noi siamo anche insegnanti di scuole superiori, in alcuni corsi addirittura il diritto fu tagliato completamente. Penso per esempio al triennio dei geometri. Ora sì, mi direte com'è possibile che un geometra nel triennio esca senza sapere nulla di diritto e io non sono in grado di darvi una risposta. Comunque il problema quale fu allora? Che alcuni insegnanti di San Daniele, eravamo tutti di San Daniele, decisero in qualche modo di portare avanti un'iniziativa di supplenza a questa mancanza, cercando di formare così insegnanti, perché allora iniziamo anche con corsi per insegnanti, e poi una serie di attività, di iniziative rivolte ai ragazzi e alla cittadinanza tutta. Qual era il senso? Il senso era quello di portare avanti un discorso di formazione continua del cittadino. Noi sentiamo oggi più che mai sempre il refrain continuo della formazione continua del lavoratore, giusto? Ma chi pensa mai alla formazione continua del cittadino? Nessuno. E qui, per esempio, per noi c'era addirittura un vulnus, che sembrava quasi che il diritto fosse un lusso che non ci potevamo permettere. E in qualche modo, ripeto, noi volevamo, come ruolo di supplenza, portare avanti quanto potevamo qui e ora, con i nostri limiti, naturalmente, che avevamo e che abbiamo anche oggi. E in questi anni abbiamo fatto, oltre i corsi per insegnanti, abbiamo fatto anche alcuni anni a Udine corsi rivolti agli immigrati, perché un immigrato come può integrarsi? Soltanto ed esclusivamente conoscendo la Bibbia laica. La Bibbia laica ovviamente è solo la Costituzione, i 139 articoli della nostra Costituzione. Quindi quando si parla di integrazione non si deve integrare con la cultura, perché loro manterranno le loro culture, le loro lingue, le loro tradizioni, i loro costumi, ma si devono integrare con le norme condivise. E quali sono le norme condivise? Ovviamente i 139 articoli della Costituzione, anche se poi sono 134 perché 5 sono stati abrogati. Ma questo era il senso. E poi, oltre a questo, 2 progetti che sono andati avanti in parallelo. Prima è partita Una vita spesa per la legalità e poi il Festival Costituzione. Una vita spesa per la legalità è giunta alla 12ª edizione, il Festival Costituzione alla 10ª. Con Una vita spesa per la legalità cosa volevamo fare? Cercare nel nostro piccolo di dimostrare. Ed è un po' anche il senso, secondo me, che voi dovreste e sicuramente trasferirete ai ragazzi, ovvero che noi siamo chiamati qui ed ora ad operare. Tra alcuni decenni saremo tutti morti, ma il discorso è: io cosa faccio qui ora a San Daniele per cercare di migliorare l'ambiente nel quale vivo, l'istituzione scolastica nella quale lavoro, e i ragazzi come possono essere educati fin da bambini e poi da adolescenti a questo, al senso di appartenenza, al ruolo della polis, della civitas, dello stare insieme e non in questo egoismo così che purtroppo impera in questa nostra cultura di oggi. E quindi abbiamo proprio in maniera monografica, perché vogliamo anche qui, io uso questa metafora, in un mondo dove tutto è molto veloce, dove la figura dominante è quella del
surfista, che però ha un problema, il surfista, che deve stare sulla tavola, ma per stare sulla tavola non vede il mare, non vede quello che lo circonda. Noi invece abbiamo l'idea del palombaro, quindi la lentezza a fronte della velocità, il guardarsi a 360 gradi a fronte di guardare 10 gradi della propria tavola per non cadere. E quindi volevamo sempre approfondire e dimostrare che singole persone, anzi tipologie di persone, potevano comunque migliorare il mondo nel quale si vive. E quindi abbiamo chiamato, non so, magistrati, giornalisti in prima linea, sportivi, scrittori, anche insegnanti, e li potete vedere tutti nella nostra mediateca. Questo per dire che non esiste una tipologia di soggetto, ma tutti noi nei rispettivi ambiti, uno può fare il medico, uno può fare l'insegnante, qualsiasi cosa non importa, può comunque portare un secchiello d'acqua alle cose N da fare per migliorare la società. E questo senso di appartenenza e questa comunità essere in qualche modo costole di un corpo solo, membra di un corpo solo, questo era il senso. E l'altro è il Festival Costituzione, che quest'anno giunge alla 10ª edizione. Quest'anno tratteremo l'articolo 36 della Costituzione, la retribuzione, ahimè, che è un problema, perché mentre per noi, diciamo, dal 48 a 2000 circa, hanno più o meno è funzionato come ascensore sociale, come modo di progredire, da un quarto di secolo non funziona più. E questo è un problema, non tanto per noi e quelli come noi, quanto per i nostri figli. Perché l'articolo 36 dice che tutti hanno diritto a una retribuzione sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato e tale da garantire a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Tutto questo oggi è un grande problema, perché per esempio, tanto per dire uno dei temi che tratteremo, è un ossimoro dire che c'è un working poor, un lavoratore povero. Quando noi abbiamo iniziato a lavorare, noi eravamo lavoratori ma non eravamo poveri, perché i poveri sono quelli che non lavorano. Non ci può essere uno che lavora e che è povero contemporaneamente. Questo per dire che abbiamo cercato sempre in maniera molto analitica di portare avanti i singoli argomenti, addirittura uno all'anno, un articolo all'anno, ma se andate a vedere in mediateca addirittura abbiamo messo 2 anni per un articolo solo della Costituzione. L'articolo 3, che parlerà Francesco Losciuto tra un po', addirittura l'abbiamo trattato in 2 anni, perché un anno abbiamo trattato l'eguaglianza e un anno abbiamo trattato la giustizia e la legalità, che sono 2 cose che possono essere simili, ma possono essere molto divergenti. E questi sono approfondimenti e complessità che è giusto che un insegnante e la nostra associazione trasferisca. Anche questo senso di complessità delle cose in un mondo ipersemplificato, purtroppo di nuovo, ahimè, ipersemplificato come quello che stiamo vivendo. Un altro articolo che abbiamo fatto in 2 anni è l'articolo 9. L'articolo 9, un anno abbiamo dedicato solo al paesaggio e un altro anno abbiamo dedicato alla ricerca e alla cultura scientifica e tecnica. E qui vedete nei 10 anni tutti gli argomenti trattati. Qui volevo poi darvi uno spunto, perché questi incontri dovrebbero essere anche uno spunto non solo di approfondimento, di riflessione, ma anche di condivisione di percorsi e di strumenti di utilizzo per voi. Se voi andate nella nostra mediateca, sul sito, vediamo se arrivo a perdermi, dunque dovrei andare qui, mi vedete? No. Non vedete? Vediamo No. lei. Ah, mi vedete ancora a me? Vediamo. Comunque non voglio rubare molto tempo. Io qui sono uscito forse. No, non è uscito. Allora facciamo che... No, eccomi. Comunque non lo so, Fogolini, se magari... Eccolo, lo vedete adesso? Sì, l'ho condiviso io per... Ecco, se andate su Mediateca, qui sulla Mediateca vedete che c'è tutti i video e sul Festival Costituzione vedete tutte le edizioni, Una vita spesa per la legalità ugualmente, e tutti i relatori che ci sono, per cui voi per un articolo della Costituzione avrete la possibilità di approfondire una decina di incontri di altissimo livello. Quali sono stati i relatori che abbiamo chiamato, che sono stati presidenti della Corte Costituzionale, filosofi, storici, economisti. Quindi da questo punto
di vista direi che è sicuramente una cosa di alto livello appunto per i relatori che sono venuti qui a San Daniele nei diversi anni. E questo è uno strumento di lavoro che voi portando avanti, non lo so, penso all'articolo 1 sulla democrazia piuttosto che il lavoro, l'articolo 2 sulla solidarietà, l'articolo 3 sull'eguaglianza o la giustizia, quello che volete, potete andare a trovare, avere degli spunti di altissimo livello, ripeto, di relatori sicuramente molto molto importanti. E questa è una banca dati liberamente utilizzabile e fruibile da parte di tutti voi. E quindi quando magari costruite anche delle slide o dei percorsi, potete fare, non so, un piccolo richiamo e andare dentro e vedere, ripeto, questi professionisti molto significativi cosa vi possono dare. Un'altra cosa, relativamente al Festival Costituzione, qui una sollecitazione, ovvero la sezione cittadini è, quest'anno faremo 13 incontri, una dozzina di solito, è rivolta alla cittadinanza, ma c'è anche una sezione studenti, se voi andate dentro nei programmi li vedete. Quest'anno per esempio abbiamo 9 lavori delle scuole superiori, sono 6 scuole superiori, il Marinelli di Udine, il Manzini di San Daniele, il Marchetti Magrini, lo Zanon, il Linusio Percotto, il Magrini l'ho detto, e il Malignani. E poi ci sono 7 lavori anche della scuola secondaria di primo grado di San Daniele. Questo per dire che purtroppo siamo ancora rimasti, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, a San Daniele, ma se voi magari dal prossimo anno, da settembre, parlate con la professoressa Barbara Floreani, che è la referente delle scuole medie o istituto secondario di primo grado, come si dice adesso, ma io preferisco l'altro, potrete, se lo vorrete naturalmente, lavorare con i ragazzi e poi presentare questi lavori non come un concorso, perché qui non ci sono vincitori, ma ci sono semplicemente presentazioni di lavori che vengono fatte tutte insieme e verranno fatte all'auditorium alla Fratta, i 6 istituti superiori, sabato 27 maggio di quest'anno e viceversa venerdì 26 maggio, il giorno prima, alle scuole medie di San Daniele. Ma se anche altre istituzioni scolastiche il prossimo anno si interfacciano con la professoressa Barbara Floreani e alla luce di quello che sarà l'argomento che verrà trattato nel festival, intendono lavorare con i ragazzi per tutto l'anno scolastico e poi presentare questi lavori in un momento di sintesi e di confronto, ripeto, non di competizione, ecco che potrebbe essere un altro spunto per lavorare in maniera finalizzata, ovvero anche i ragazzi vedono che lavorano per in qualche modo poi presentare questi lavori alla fine dell'anno scolastico. E secondo noi questo è molto importante perché appunto sì, la cittadinanza deve essere formata, ma noi dobbiamo partire sicuramente dalle nuove generazioni e dai ragazzi. Ecco, questo è lo stimolo, lo spunto che vi do, oltre a quello di andare nella mediateca e vedere sia per il Festival Costituzione che Una vita spesa per la legalità, tutti i relatori con i video poi che vi possono interessare di volta in volta. Ecco, quindi direi che stiamo costruendo negli anni una banca dati importante, ripeto, per i relatori che hanno avuto il piacere di venire così all'estrema periferia dell'impero e del mondo, qual è San Daniele del Friuli, perché gente che viene da Palermo piuttosto che da Torino, da Roma o Milano, capite bene che San Daniele del Friuli tutto è veramente ai confini dell'impero. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta. Adesso cedo la parola all'amico e collega Francesco Losciutto che presenterà il programma di questi 2 incontri e poi svilupperà la prima sessione di lavoro. Grazie e buon lavoro. E allora ringrazio il presidente dell'Associazione per la Costituzione di San Daniele per da buon complimenti, peraltro nus fas plaisir anche poter dire che la 10ª edizione del Festival della Costituzione di quest'anno al Colarà dentro della Settimana delle Culture Furlane e allora comunque e anche la Filologica è partner del festival.
Esatto, e allora comunque vi bude una cerce e non vi dico loro che allora rivedi il 4 di mai per tornare a ascoltare il professor Paolo Mocchi, ninne invece attaccare il nostro percorso come che dicevi prima dalla Costituzione, io di fare un nessuaze dal periodo storico lì che è a sud e dopo la rina analizzare gli articoli fondamentali che sono l'1, il 2 e il 3 si termina a che 3 dalla Costituzione italiana e allora professor o sin dal sosmans. Comincio io? Sì. Allora, mi chiamo Francesco Losciuto, sono un insegnante di diritto ed economia nelle scuole superiori in pensione. Non parlo friulano, ma lo capisco perché da molto tempo vivo in Friuli. Ecco, questa era, intanto vedete bene quello che, sì, il PowerPoint, si vede? E avvii pure la presentazione, così la vediamo meglio, perché altrimenti adesso lo vediamo ridotto. Dal menu presentazione, Sì. l'ottava voce sopra. Dopo animazioni, a presentazione, se lei clicca sopra, riusciamo a vedere la presentazione bene. Non riesco a... Allora, sopra, vedi che c'è file, home, inserisci, Sì. disegno. Allora, vado su presentazione, che è l'ottava voce. Ma è coperta da... È coperta da noi? Sì. Allora ci sposti. Può spostarci senza problema. Perché altrimenti vediamo solo una parte. Ecco. Perfetto, benissimo. Va bene. Allora, sì, vi ha parlato il Presidente Mocchi dell'articolazione così del festival e comunque delle nostre attività che ormai da 10 anni sì, realizziamo a San Daniele. Le lezioni saranno praticamente due. Oggi parleremo della storia e quindi il taglio iniziale è di carattere storico e poi dei diritti inviolabili e praticamente sostanzialmente dei primi 3 articoli. Il professor Mocchi poi il 4 maggio ci parlerà dei diritti e dei doveri della Costituzione, nella Costituzione repubblicana. Allora, cominciamo sì, con un po' di storia da molto lontano, l'etimologia del termine Costituzione. La parola Costituzione vuol dire, deriva dal latino e vuol dire constitutio, cioè costituire, fondare. È come, facendo un parallelo, è come la colonna vertebrale di un organismo. Quindi capite l'importanza che ha per uno Stato avere questa colonna vertebrale, questo organismo. In termini nautici sarebbe come la chiglia della nave, che è la parte strutturale più importante. Significato giuridico della Costituzione si intende, partendo proprio da lontano, partiamo dalla BCE, è legge suprema dello Stato, dotata di una certa superiorità rispetto alle altre leggi o altre norme. Questa superiorità, poi ne accennerò anche, è garantita da un organo costituzionale chiamato Corte Costituzionale. Mi affretto un po' perché sì, abbiamo perso già mezz'ora e quindi penso che i tempi non basteranno per finire tutto. Comunque, nella piramide così delle fonti del diritto, vedete che la Costituzione è al vertice. Tutte le altre leggi o comunque ordinarie, decreti legislativi, regolamenti, usi e consuetudini sono di rango inferiore. Cosa vuol dire brevemente? Che tutte queste altre norme non possono mai contraddire la Costituzione. Quindi una legge ordinaria o un decreto legge che va contro i principi o contro le norme costituzionali
viene annullato da un organo chiamato Corte Costituzionale. Ne accenno soltanto, anche se poi lo riprenderò. Quindi questa è una caratteristica che proviene, o comunque la nostra Costituzione, questo modello di Costituzione, proviene da quello che viene chiamato costituzionalismo, che è una dottrina, una corrente di pensiero che oggi in pratica determina tutte le Costituzioni repubblicane o comunque le Costituzioni democratiche. Il costituzionalismo, questa dottrina da cui deriva anche la nostra Costituzione, nasce come reazione allo Stato assoluto. È una dottrina che studia i limiti del potere o i limiti al potere. Quindi passando da uno Stato assoluto, dove il re aveva tutti e tre i poteri, a un limite stabilito per legge ai monarchi o ai capi dello Stato, è già, vedete, un grande passo avanti. Limita gli apparati di governo, stabilisce la separazione dei poteri, i tre poteri principali, legislativo, esecutivo e giurisdizionale, e quindi, inoltre, garantisce ai cittadini i diritti fondamentali. Ecco, il costituzionalismo, che è una dottrina molto vasta, qua ovviamente facciamo dei brevi cenni. Questo costituzionalismo ha una storia nobile, cioè nasce nel 1700 e si rifà alla dichiarazione di indipendenza delle 13 colonie dall'Inghilterra nel 1773. Inoltre deriva anche dalla rivoluzione francese del 1789. Da allora approfondimenti e personaggi di grande valore come Montesquieu o John Locke hanno, e anche moltissimi altri, hanno perfezionato questa teoria che in sostanza è la base, l'intraiatura di tutte le Costituzioni. Ad esempio Montesquieu diceva che senza separazione dei poteri l'ordinamento giuridico può degenerare in una forma di non democrazia e quindi illiberale. Un cenno soltanto. Quindi, ricapitolando brevemente, la Costituzione, la legge fondamentale dello Stato, stabilisce i principi che devono regolare l'attività di uno Stato e tutte le leggi. Guardate, io ho preparato queste slide così un po' per vivacizzare sì, la spiegazione, perché sennò diventerebbe molto pesante e anche noiosa. Spero di evitarla. Quindi, quali sono le funzioni delle Costituzioni? E poi in particolare della nostra. Le Costituzioni sono molto importanti perché poi ormai tutti gli Stati ce l'hanno. Individuare i poteri dello Stato. In particolare il potere legislativo attribuito all'organo Parlamento, il potere esecutivo attribuito all'organo Governo e il potere giudiziario alla magistratura. Inoltre, molto importante, soprattutto per la nostra Costituzione, è stabilire la tavola dei valori. Quindi i principi fondamentali, gli ideali di base che caratterizzano la nostra Costituzione. Quindi, con questo schema, a che servono le Costituzioni? Perché uno si può chiedere, ma perché tutti gli Stati fanno le Costituzioni? Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di limitare il potere, attribuire i poteri e gli organi che hanno i poteri, ma anche contemporaneamente limitare il potere e fissa i diritti dei soggetti nei confronti delle autorità. Quindi i diritti che la nostra Costituzione ha elencato, ecco perché si chiama anche Costituzione lunga, sono a difesa dei cittadini perché il potere così viene limitato. Stabilisce come si deve esercitare il potere. Quindi notate che una Costituzione è importante per tutti i cittadini, perché oltre a garantire i diritti inviolabili, impedisce al potere di limitare, di conculcare, di attentare a questi diritti. Questa è la funzione, sono le due funzioni fondamentali delle Costituzioni.
Quindi le Costituzioni, e poi parliamo in particolare della nostra, è come il DNA di uno Stato. È un documento, sì, il nostro, diciamo, destinato a durare. La nostra Costituzione si può dire che è la più longeva di quelle scritte dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è un pregio, cioè vuol dire che i nostri costituenti, padri costituenti, hanno fatto un lavoro eccellente. Difatti, dopo 75 anni abbiamo la stessa Costituzione, anche se ovviamente ha avuto delle modifiche e degli aggiornamenti, ma ancora, lo dico già adesso, non è attuata come dovrebbe essere, come si aspettavano i padri costituenti. Quindi è una Costituzione, una legge che deve durare sia per le generazioni presenti, per quelle passate che le hanno scritte o che l'hanno scritta, e per le generazioni future. Questa caratteristica della durata della Costituzione è garantita dalla rigidità. La nostra è una Costituzione rigida. Vedremo poi quando faremo il confronto con la precedente Costituzione, che era lo Statuto Albertino. Quindi la durata nel tempo è garantita dalla caratteristica che si può chiamare rigidità. Però la Costituzione, anche se è rigida, non vuol dire che non è modificabile. Hanno una cinquantina di modifiche in questi 75 anni. Non è un monolite che non si può toccare. Viene modificata con un procedimento particolare, che è previsto da un articolo, il penultimo articolo della Costituzione, che è l'articolo 138. Questo breve, diciamo, organigramma, come si può chiamare, permette di capire le due fasi per modificare la Costituzione. Essendo una Costituzione rigida, per poterla diciamo, modificare c'è un procedimento che si definisce aggravato. Significa che non è modificabile come una legge ordinaria, ma c'è un procedimento particolare, più lungo, per far riflettere di più il legislatore, in questo caso il Parlamento, che quando si accinge a modificare la Costituzione deve avere più tempo per riflettere. Allora, brevemente, come funziona? Ci sono due casi. C'è il caso in cui si presenta una modifica della Costituzione, le due Camere la approvano a maggioranza assoluta in prima lettura, con una distanza di 3 mesi si rivota nelle stesse Camere, 3 mesi di tempo appunto per riflettere, si rivota nella prima e nella seconda Camera. Se nelle due votazioni della seconda volta, cioè la seconda votazione, si raggiunge una maggioranza dei 2/3, la Costituzione è modificata. C'è la promulgazione da parte del Presidente e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che significa la Costituzione è stata aggiornata e comunque modificata. Ma questo vuol dire che c'è una maggioranza notevole, 2/3. Le ultime volte che abbiamo visto, nei tentativi di modifica della Costituzione, si è verificata invece la seconda ipotesi, cioè la maggioranza approva, o maggioranza assoluta, nella seconda votazione non si raggiunge la maggioranza dei 2/3, ma soltanto la maggioranza assoluta. Non raggiungendosi la maggioranza dei 2/3, la legge è comunque approvata, la modifica è approvata, difatti viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, però 500.000 elettori, 5 consigli regionali, 1/5 di una Camera possono chiedere entro 3 mesi il referendum confermativo della modifica. E noi l'abbiamo fatto, sì, le ultime 2 volte nel referendum non è passata la modifica, in primis perché non aveva raggiunto la maggioranza dei 2/3 nella seconda votazione, e secondo perché il popolo italiano ha detto di no. Quindi è modificabile, ma con queste regole molto rigide. Andando avanti sempre nelle caratteristiche della Costituzione, la Costituzione è chiamata anche patto costituzionale, patto fra le generazioni. È un patto fatto dai costituenti che erano molto
diverse tra loro. In sostanza le componenti culturali di cui vi parlerò fra poco erano addirittura opposte, ma comunque sono riusciti a produrre qualcosa di straordinario, che è la nostra Costituzione. Quindi questo patto in cosa consiste? Il potere si impegna a rispettare i diritti dei cittadini e i soggetti che sono titolari di questi diritti riconoscono l'autorità. Questo è il senso, diciamo, del patto costituzionale che corrisponde, diciamo, alla nostra Costituzione. Adesso un breve excursus storico per inquadrare, diciamo, il contesto dove è nata la nostra Costituzione. Quindi breve forma dell'evoluzione dello Stato, forma di Stato e forma di governo. Sono due concetti sempre un po' usati male. Allora, che cos'è la forma di Stato? La forma di Stato, per dare una definizione molto sintetica, è il rapporto che c'è l'insieme dei principi che regolano governanti e governati. Quindi uno Stato può essere assoluto, democratico, si intende anche come forma di Stato quando il potere è distribuito tra il centro e la periferia. Quindi c'è lo Stato accentrato, decentrato, federale, regionale. Mentre la forma di governo è, sempre con una definizione molto sintetica, le regole che regolano il rapporto tra i poteri dello Stato. Quindi abbiamo una forma di governo repubblicana e una forma di governo monarchica. Questi due termini spesso vengono confusi. Comunque la nostra è una forma di governo repubblicana. Per arrivare allo Stato democratico ce n'è voluto. Cioè, noi siamo arrivati a una forma di un'evoluzione notevole della forma di Stato, ma nella storia non è stato sempre così. Si parte dallo Stato assoluto, inizialmente cominciamo dal XV secolo, poi si passa a una forma di Stato che è durato poco, chiamato Stato di polizia, un dispotismo illuminato del XVIII secolo, 1700, si passa poi allo Stato liberale, costituzionale, fino ad arrivare allo Stato liberale democratico che è in fondo il nostro, che ha come caratteristica lo Stato di diritto e lo Stato sociale. Spiegheremo questi termini brevemente. Mi seguite? È un po'... posso andare avanti? Sì, la seguiamo tranquillamente. Sì, Va bene così? Parlo più lentamente o... No, Piseresca va bene. Vabbè. Caratteristiche ovviamente molto sintetiche e sicuramente incomplete dello Stato assoluto. Nello Stato assoluto i poteri erano accentrati in una sola persona che dispone dei tre poteri fondamentali che rimangono sempre legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Lo Stato assoluto si passa allo Stato liberale costituzionale del XVIII-XIX secolo, dove il sovrano cede i poteri e collabora con gli organi previsti dalla Costituzione. Quindi gli organi poi sono sempre gli stessi, più importanti: Parlamento, Governo e magistratura. I principi su cui si basa lo Stato liberale. Ora qua io faccio una semplice lettura perché sono talmente importanti che ci vorrebbe, diciamo, molto più tempo per spiegarli. Lo Stato liberale, che è stata una grande evoluzione rispetto allo Stato assoluto, è uno Stato di diritto, cioè tutti sono sottoposti alla legge. La sovranità è popolare, però era riservata a un'elite borghese. Pensate che all'inizio del Novecento uno Stato liberale era, diciamo, uno Stato monarchico in Italia, votavano soltanto il 3%, soltanto quelli che avevano un certo reddito, una certa istruzione. Non era quindi una sovranità intesa come la intendiamo oggi. C'era un'eguaglianza di tipo formale. Approfondiremo questo ragionamento con l'articolo 3. Che significa formale? Erano tutti uguali di fronte alla legge. Era una grande conquista rispetto a prima, ma non è un'eguaglianza
che diciamo, corrisponde ai valori attuali. Difatti, quando spiegherò l'articolo 3, faremo una differenza tra eguaglianza formale, che comunque è una grande conquista, con l'eguaglianza sostanziale. C'è il principio di legalità, il riconoscimento, anche in Costituzione, come nel Statuto albertino, di alcune libertà individuali, come il diritto di proprietà, libera iniziativa economica. Il nostro Stato liberale democratico, quindi sono passati secoli prima di arrivare a questa forma. Sovrano è il popolo, non c'è più un sovrano titolare di tutti i diritti. C'è il suffragio universale, cioè non votano soltanto alcune categorie, alcuni ceti, ma votano tutti. C'è l'eguaglianza sostanziale, che approfondirò più tardi. I tre poteri dello Stato sono divisi fra gli ordini che abbiamo già conosciuto: Parlamento, Governo e Magistratura. Un requisito fondamentale dello Stato liberale democratico è lo Stato di diritto, che può sembrare, diciamo, una roba banale. Tutti, anche il Presidente della Repubblica, per dire la più alta carica dello Stato, è sottoposto al diritto, alla legge. Quindi lo Stato di diritto, potere legislativo al Parlamento, diritti dei singoli, separazione dei poteri e il principio di legalità. Significa tutti sono subordinati alla legge. Ma la più grande conquista che abbiamo ottenuto con lo Stato liberale democratico è lo Stato sociale. Cosa vuol dire? In sintesi, lo Stato si pone come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. È una grande conquista, non era previsto nelle altre forme di Stato. In Italia, brevemente, l'unità d'Italia è stata realizzata il 17 marzo del 1861 con la denominazione Regno d'Italia. Avevamo già una Costituzione. Nel 1848 Re Carlo Alberto ha dato al Regno di Sardegna una Costituzione chiamata Statuto Albertino. Perché non Costituzione? Carlo Alberto ha dovuto mettere Statuto perché era qualcosa che era concessa. Invece quando parla di Costituzione è qualcosa che invece viene votata. È una delle cose che diremo fra poco. C'è un assoluto equilibrio tra l'assolutismo monarchico e le spinte democratiche. Cioè nel 1848 ci sono stati dei moti in tutta Europa che hanno suggerito a Carlo Alberto di dare anche a noi, anche all'Italia, una Costituzione liberale. Quindi lo Statuto decade nel 1948 e è durato esattamente 100 anni, stranamente proprio lo stesso anno. Le caratteristiche dello Statuto Albertino, per fare poi un confronto con la nostra attuale Costituzione, è concessa o triata, si dice anche, da un termine francese, significa che è stata concessa al popolo dal re. È breve, sono una settantina di articoli ed è flessibile. La caratteristica più importante che nel confronto possiamo fare è la flessibilità. Che significa flessibilità? Significa che la Costituzione si può modificare con legge ordinaria, non con quel procedimento che vi ho detto prima, aggravato, che si fa riflettere di più. Difatti il fascismo ha modificato a proprio piacimento lo Statuto Albertino piegandolo ai voleri, diciamo, del dittatore. Quindi nello Statuto Albertino il potere legislativo era al re e al Parlamento. Il potere esecutivo era del re, poi c'era anche il governo che lui nominava, il giurisdizionale era al re e alla magistratura. Notate che il re è sempre presente in tutti i tre poteri, anche se doveva poi dar conto al Parlamento. Corro perché sennò non riusciamo a finire tutto. Lo Statuto Albertino, monarchia costituzionale, è tipico dello Stato liberale, che purtroppo poi è sfociato nel fascismo perché è stato modificato lo statuto per piegarlo al regime fascista. Il fascismo quindi è stata la crisi dello Stato liberale, il rovesciamento dei principi giuridici classici, totalitarismo, nazionalismo e corporativismo.
Dopo la seconda guerra mondiale, tappe storiche. Ora, le Costituzioni, tutte le Costituzioni nascono sempre da un fatto traumatico, da un fatto, una guerra, una rivoluzione, non si fanno così, raramente un periodo di pace, tranne se si considera che la Costituzione ormai è, diciamo, superata. Sono sempre fatti traumatici e la nostra Costituzione è nata da un fatto traumatico che è la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale noi con l'8 settembre abbiamo subito, in pratica era sparito lo Stato si era sciolto, non c'era più Stato, gli italiani erano senza una casa. Di conseguenza si è creato un grande vuoto politico. Ecco che nasce il bisogno di fare una Costituzione. Questo discorso è nato il 21 aprile del 1944 a Salerno. Col primo governo Badoglio si decide di dare al popolo la possibilità di scegliere quale tipo di governo voleva e soprattutto di nominare, di eleggere una assemblea costituente. Quindi alla fine della guerra, già nel 1945, si sapeva come andava a finire. E a Salerno il re, il Comitato di Liberazione Nazionale, praticamente i partigiani, hanno concordato che questo sarebbe avvenuto dopo la guerra. Finita la guerra c'è un passaggio che in genere viene dimenticato. Si nomina un'assemblea chiamata consulta, un'assemblea non elettiva, era un'assemblea di 430 membri e il requisito per essere eletti era praticamente l'incarico avuto prima del fascismo, requisiti particolari, onorificenze, comunque è stata come l'incubatrice della Costituzione. La consulta stabilisce in forma definitiva che la Costituzione deve essere scritta da un'assemblea elettiva, che è la Costituente, e soprattutto la forma dello Stato, la forma di governo deve essere stabilita dal popolo italiano, con un referendum. C'erano delle correnti che pensavano, prevedevano invece che dovesse essere già stabilita dalla consulta. Sì, qua c'è piccolo diverbio famoso tra Parri e Croce, Ferruccio Parri e Benedetto Croce, che durante la consulta hanno dibattuto vivacemente sul concetto di democrazia, Parri diceva che il sistema liberale non era democratico, Croce invece sosteneva che era democratico, Parri gli diceva che in effetti non poteva essere democratico perché il suffragio non era universale, ma era quasi elitario. Comunque questo è un passaggio. La consulta era presieduta dal conte Carlo Sforza, c'era Mario Brosio, grossi personaggi, e poi Pietro Nenni. Vado avanti, il 2 giugno, referendum, la monarchia e repubblica, elezione all'Assemblea Costituente, l'abbiamo detto, a suffragio universale, e qua si dice sempre che è una data storica, perché il suffragio universale significa che tutti votano. Ma in effetti non è vero che le donne hanno votato per la prima volta il 2 giugno. Non è vero, perché hanno votato nel maggio del 46, nelle elezioni amministrative. Quindi, a essere proprio precisi, il voto alle donne è stato dato, per la prima volta le donne hanno votato nel maggio del 46. Poi nel giugno del 46 è stato il referendum costituzionale che ha stabilito, con una grande svolta, un nuovo governo, cioè si passa dalla monarchia alla repubblica. Oggi ci può sembrare una cosa così quasi banale, ma è proprio un cambiamento copernicano. Si passa da una monarchia che era scaduta con le vicende poi della seconda guerra mondiale, con il re che scappa, con tutte le vicende che sono accadute, si passa a una repubblica, cosa pubblica. Ecco, brevemente, sì, i risultati del referendum ci interessa poco, ha vinto la Repubblica per circa 2 milioni di voti. Non sono molti. Tutto il meridione ha votato praticamente, tutta la meridionale ha votato per la monarchia, la Repubblica, tutto il nord Italia ha votato per la Repubblica.
Quindi la Costituente, questa elezione, è molto importante perché si dice è il popolo che deve scegliere che tipo di governo, non più elite governo tipo aristocrazie o altre classi sociali. Quindi vi dicevo, la partecipazione delle donne in effetti è nelle amministrative di maggio, non come spesso si dice che il 2 giugno è stato... Non è, ecco, che cosa ha stabilito la Costituente? Come vi dicevo, la forma di governo, i poteri e la tavola dei valori per la convivenza degli italiani. Su questa tavola dei valori faremo, diciamo, un lungo discorso, ma adesso purtroppo già è passata un'ora. La tavola dei valori sono i primi 12 articoli della Costituzione. Per concludere, sì, queste qua sono le percentuali della Costituente. Vedete, partiti poi che sono diventati partiti molto diversi. La Democrazia Cristiana aveva la maggioranza, socialista, comunista, liberali, qualunquisti anche il Partito Repubblicano. Comunque sono 3 componenti: quella cattolica, quella socialcomunista e quella, diciamo, laica. Le idee, quindi c'erano idee, per intenderci, in questa grande confusione che è stata, grande tragedia che è stata la Seconda Guerra Mondiale, alla fine l'Italia era, diciamo, distrutta, l'Italia era un cumulo di macerie, senza governo, senza strutture. Questa Costituente ha avuto il grande merito che, pur essendo composta da persone di grande livello ma di idee diverse, è riuscita a produrre una Costituzione che è considerata tra le più belle e più equilibrate al mondo. Non è la più bella, come qualcuno ancora dice, ma è tra le più belle e la più equilibrata, diciamo, tra le Costituzioni nei paesi, diciamo, a democrazia. Quindi c'è un'idea liberale, un'idea democratica, un'idea socialista e un'idea cristiano-sociale. Queste sono le componenti sociali che sono all'interno della Costituzione, che poi, sì, noi individuiamo così i partiti, no? Il Partito Liberale, che è un partito, diciamo, democristiano, socialisti e comunisti. Sono poi i partiti che hanno partecipato alle vicende. Il clima politico-sociale, le aree culturali che hanno redatto, che hanno contribuito alla stesura di questa carta costituzionale sono queste: area democratico-cristiana, sociale-comunista e laica. Diciamo, i laici sono il Partito Repubblicano, i liberali. Queste 3 componenti sono quelle che hanno scritto la Costituzione. L'idea liberale, per sommi capi, individuo ha un valore assoluto, lo Stato è frutto di un accordo, il contrattualismo, il principio ispiratore è la libertà individuale, libertà di pensiero, di stampa. Vedete, un grande balzo in avanti: liberalismo religioso, principio di tolleranza, economico, compreso, lotta politica disciplinata dal diritto. L'idea liberale, quindi, i limiti al potere dello Stato sono posti dai principi che tengono conto dei diritti naturali e della divisione dei poteri. Vado avanti di corsa. L'idea democratica è quella che è più vicina attuale al nostro tipo di governo. Il principio ispiratore è quell'uguaglianza. Questa è la cosa che caratterizza poi la sovranità popolare, derivante dal suffragio universale, diritti politici come la partecipazione al governo della cosa pubblica, suffragio universale che ho detto, sistema elettivo basato sul consenso, principio maggioritario delle deliberazioni, governo della maggioranza. Sono alcune caratteristiche dell'idea democratica. L'altra caratteristica, sì, l'eguaglianza politica e giuridica, l'eguaglianza puramente formale, l'idea liberale. Beh, adesso me ne baffetta l'idea cristiano-sociale.
tanto aveva la maggioranza all'interno dell'assemblea. Comunque, con il nome di cristianesimo sociale si intende un programma che conciliava, cercava di conciliare i due grossi diciamo, schieramenti, quello che propugnava, che sosteneva il liberalismo, e quello che sosteneva il socialismo. Si pone a metà, rifiuta il presupposto individualistico della libertà di concorrenza, lotta di tutti contro tutti, pur accettando la difesa dei più deboli, rifiuta l'abolizione della proprietà privata. Quindi il cristianesimo sociale ha inciso fortemente nella stesura della nostra Costituzione. Tutte e tre le componenti hanno apportato, e se uno va a leggere in controluce tutti gli articoli, nota quali erano le componenti che prevalevano nelle votazioni. Distinzione tra diritto di proprietà e uso sociale della proprietà. Notate che rispetto allo Stato liberale il diritto di proprietà non è tra i diritti fondamentali, è all'articolo 41, è citato nell'articolo 41 e 42. Quindi la proprietà, che nel sistema liberale era un diritto inviolabile, qua è un diritto, però non di quelli, diciamo, dei principi fondamentali. È finalizzato all'uso sociale della proprietà, quindi non è all'esclusivo godimento del proprietario. Prevede la situazione intermedia, le corporazioni, e prevede che lo Stato deve intervenire nella vita economica, cosa che invece nel sistema liberale non è previsto, comunque è previsto in minima parte. La lotta di classe, che è vista ad esempio analizzata nel sistema socialista, è sostituita da una mutua comprensione fra capitale e lavoro. Quindi è un compromesso, un grande compromesso, un equilibrio che ha portato a una grande Costituzione e a fare quindi la legge fondamentale dello Stato. Da chi era composta la Costituzione? Personalità del periodo prefascista, ad esempio Emanuele Orlando, Benedetto Croce, capi di partito e giovani antifascisti. Questi qua sono stati votati nella Costituente. L'Assemblea Costituente, eletta il 2 giugno, ha lavorato 1 anno e mezzo. Si è riunita come assemblea 170 volte, 1 anno e mezzo. Ci sono stati 1090 interventi dei vari deputati. È stata approvata la votazione nell'Assemblea il 22 dicembre del 47, promulgata dal capo dello Stato provvisorio Nicola il 27 dicembre, entra in vigore il 1 gennaio del 48. Però come lavorava questa diciamo, Assemblea Costituente? Chiaramente 556 non potevano lavorare tutti insieme, 556 era l'Assemblea. Hanno nominato 75 esperti, che sono quelli che hanno scritto materialmente la Costituzione. All'interno della commissione dei 75 chiamati, sono poi formate 3 sottocommissioni, presiedute da personaggi di grande rilievo, diritti e doveri, tema che ha affrontato Umberto Tupini, l'ordinamento dello Stato, Umberto Terracini, e i problemi economico-sociali, Gustavo Ghidini. Questi erano i presidenti delle sottocommissioni. Questi come hanno lavorato? Hanno elaborato, votato, discusso, emendato e poi hanno presentato questo progetto all'Assemblea. L'Assemblea l'ha poi votata articolo per articolo, emendando parecchie cose. Questo è stato, diciamo, l'iter operativo della Costituente. Quindi, come vi dicevo, presentato il progetto presentato all'Assemblea il 31 gennaio del 47, loro sono riuniti stesso giugno del 46, dopo le elezioni. Dal 4 all'11 marzo si svolse la discussione generale.
si passò poi a discussione articolo per articolo e così poi venne approvata con le date che vi ho detto. È stata poi anche rimaneggiata, nel senso che è stata ridotta da un comitato ristretto chiamato dei 18, ridusse a 131, che poi in effetti sono stati 139, le disposizioni finali erano 9, sono arrivate a 18, comunque questo è tutto l'iter, la firma a capo della gente, Presidente della Costituente dei Vaccini, e questa qua è la figura, diciamo, si vede in tutte le immagini, la firma della Costituzione. Questo qua è Terracini, questo qua è De Nicola, poi c'è anche ecco, tanto per... Molti si chiedono, ma l'emblema della Repubblica Italiana che significa? La stella che significa? A parte la bandiera, no? Ma la stella rappresenta l'Italia, il ramo d'ulivo rappresenta la volontà di pace del popolo italiano, l'alloro simboleggia la forza e la dignità di un popolo, la ruota dentata simboleggia il lavoro. Questo è stato stabilito, oltre che ai colori della bandiera italiana, che corrisponde all'articolo 12 della nostra Costituzione. I personaggi che hanno dato, diciamo, un contributo rilevante. Intanto in assemblea tutti hanno lavorato. Quindi, ma i personaggi di spicco sono stati Calamandrei, De Nicola, che è il presidente diciamo, provvisorio. Questa è l'assemblea. Terracini, presidente dell'assemblea costituente, oltre che il presidente di una commissione. De Gasperi, Arcide, La Pira, Togliatti, Nenni, Aldo Moro e Benedetto Croce. Ce ne sono molti altri, mi sono limitato a fare poi una rassegna qua di persone. Ecco, caratteristiche della nostra Costituzione. Allora, è scritta, votata e lunga. Confronto e rigida. Confronto con la Statuto Albertino, notate che lo Statuto è concesso dal Re, la nostra è votata dall'Assemblea Costituente eletta dal popolo. Flessibile, abbiamo detto che significa che si può modificare con legge ordinaria. Rigida si modifica con legge aggravata, con un articolo 138 della Costituzione. Corta, una settantina di articoli, lunga. Questo lunga vuol dire che contiene i diritti inviolabili e i diritti degli italiani. Nelle altre Costituzioni spesso c'è un preambolo che elenca la maggior parte dei diritti. Nella Costituente si è deciso di non fare un preambolo con i diritti, ma di scrivere questi diritti all'interno della Costituzione per dargli sicuramente un valore maggiore. I diritti degli italiani vanno dall'articolo 13 all'articolo 54. È un elenco non esaustivo perché se ne sono introdotti anche altri con le nuove conquiste. Quindi i principi fondamentali sono questi. Parte prima, diritti e doveri degli italiani, questa è la struttura della nostra Costituzione, l'ordinamento della Repubblica. L'articolo dall'1 al 12 sono i principi, doveri, diritti e doveri 1354, 55, 139, la struttura dello Stato. Questa, diciamo, è l'intelaiatura, l'architettura della nostra Costituzione. In più ci sono poi 18 disposizioni finali, che sono quelle disposizioni che permettono il passaggio da una legge all'altra, permettono il passaggio da una Costituzione all'altra, come è stata la nostra, dalla Costituzione chiamata Statuto Albertino, alla... Come so che sto correndo, volete fare una pausa? O vado avanti? No, no.
Andiamo avanti? Dai, poi leggendo sì, con le diapositive è meno pesante di una spiegazione senza vedere. Allora, gli organi costituzionali previsti dalla nostra Costituzione sono questi, gli organi costituzionali. Il corpo elettorale, cioè tutto il popolo, è un organo costituzionale. Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e Corte Costituzionale. Poi ci sono gli organi di rilievo costituzionale. Consiglio Superiore del CSM, famoso, no? Poi il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e il Consiglio Supremo di Difesa. Questa qua è la seconda parte, no? La accenniamo soltanto. Una cosa interessante. Voi pensate che queste persone, membri della Costituente, erano persone, diciamo, mediamente acculturate. Persone, cioè, insegnanti universitari, grossi personaggi che avevano avuto anche incarichi nello Stato prefascista. Ma dovevano scrivere qualcosa per chi? Nel 1947 il 60% degli italiani erano analfabeti, il 20% parlava italiano, il 18% parlava l'italiano e un dialetto, il 60% parlava solo un dialetto. Quindi nello scrivere questa Costituzione, questi costituenti sono posti anche il problema di essere chiari, di essere comprensibili. Infatti la nostra Costituzione è una Costituzione comprensibile, nel senso che il 93% delle parole usate sono di larga comprensibilità. È peggiorata con le riforme che sono state fatte, ma quella originale era scritta in un modo semplice che un ragazzo di scuola media poteva comprendere, anche perché sapevano che si rivolgevano a un popolo in questa situazione. Quindi i costituenti scrivono delle frasi con una media di 20 parole. Quindi c'è una grande nitidezza e chiarezza. Addirittura, una volta che poi l'hanno scritta, l'hanno data a dei linguisti, in particolare Pancrazzi, o comunque anche sì, altri, tipo Concetto Marchesi, personaggi che hanno un po' riscritto alcune parti per semplificarle, perché si ponevano il problema, ma questa roba che stiamo scrivendo è comprensibile per gli italiani? Difatti l'obiettivo è stato raggiunto perché è stata una delle più, è ancora una Costituzione largamente comprensibile. Ripeto, sono complicate alcune cose con le riforme che hanno fatto. Quindi la Costituzione stabilisce i principi fondamentali. I principi fondamentali, posti appunto all'inizio della Costituzione, sono articoli non modificabili, neanche col sistema, con la legge di revisione costituzionale, con l'articolo 138 che abbiamo visto. Quelli sono gli articoli che caratterizzano lo Stato italiano. Come la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale, così anche i principi fondamentali che sono dal 1° al 12°. Ora, come si garantiscono questi diritti inviolabili? Come si tutelano le libertà dei singoli cittadini nei confronti del potere politico? Appunto con la inviolabilità. Una volta scritti questi articoli non possono essere più cambiati. Se si cambiano questi articoli si cambia la forma repubblicana e quindi bisogna scrivere un'altra Costituzione. Questo si chiama garantismo, il garantismo dei diritti inviolabili dell'uomo e in particolare degli italiani, visto che stiamo parlando della Costituzione italiana. I principi fondamentali, ecco, 12 articoli, che sono questi. Vedete l'articolo 1, forma di governo repubblicana, le riprenderemo tutti fra poco, la maggior parte, almeno i primi 3, ma vedete sono racchiusi nei primi 12 articoli, dove c'è ad esempio l'articolo 5, autonomia e decentramento, l'articolo 6, difesa delle lingue minoritarie, poi in Friuli è molto importante questo articolo, le confessioni religiose, la forma di governo, il principio democratico, il principio lavorista,
la sovranità popolare. Notate l'importanza di questi. Questi qua si chiamano diritti inviolabili e sono garantiti dalla inviolabilità. Il professor Mocchi poi vi parlerà, diciamo, degli altri diritti, non ci fermeremo soltanto ai primi 3. In effetti la Costituzione poi, adesso passiamo poi alla seconda parte, non è stata veramente ancora applicata. Addirittura entrata nel gennaio del 1948 l'applicazione della Costituzione è stata molto ritardata. Ma qua ci sono diverse cose da dire. La Costituzione è stata votata con un 92%, cioè soltanto 62 hanno votato contro, su 556, quindi la larghissima maggioranza. Però all'interno c'erano delle resistenze. Infatti, soltanto nel 1956 la Corte Costituzionale è stata nominata la Corte Costituzionale, che vi ho accennato, molto importante perché è quella che deve vedere la conformità delle leggi alla Costituzione. La Corte Costituzionale, oltre ad altri compiti, ha quello di valutare la conformità alla Costituzione di tutte le leggi prodotte dal Parlamento o gli atti aventi forza di legge. È stata nominata nel 1956. Poi le regioni e la possibilità di fare il referendum 22 anni dopo. Notate il notevole ritardo, questa vischiosità che è dovuta al fatto sì che l'hanno votata, però le diversità all'interno hanno provocato questa vischiosità, questa resistenza. Comunque, ancora oggi, a mio avviso, molte parti della Costituzione non sono state realizzate. Passo velocemente, se avete domande da fare, forse mi fermo qua perché passiamo alla seconda parte, l'analisi dei 3 articoli. Avete domande da fare così vi riposate? Pronto? Vado avanti? Per me può andare avanti, grazie. Grazie Patrizia, che ho creduto che fevele di parducchio, no? Ma ho visto qualche domanda, qualche bisogno di sclarimento. Domande, sì, io so che vi ho riversato una serie di nozioni così, un po' superficiali, ma sono tante, quindi possono anche suscitare qualche dubbio, qualche domanda. Ma ho visto che in tecciata scrive in tutto claro, dunque in davanti, tal caso. Chiedo solo Venia, siccome io preferisco ascoltare, ho iniziato a prendere appunti ma poi non sono riuscita a stare dietro. Sì. Potremmo avere le slide o comunque un testo di sintesi? Sì, guardi, io ho dato questa presentazione all'associazione, tranne qualche piccola correzione che ho apportato alla fine, la potete chiedere e l'associazione filologica ve la può dare. Ecco, ringrazio allora continuo a seguirla e a non scrivere, grazie. C'è qualche cambiamento, ma piccolezze via. La maggior parte delle cose sono... Allora, parte seconda riguarda i 3 articoli, i primi 3 articoli della Costituzione. I primi 3 articoli non sono là messi a caso. La numerazione non è casuale. La numerazione corrisponde anche a una certa importanza. Articolo 1 è, diciamo, il biglietto da visita dello Stato. Immaginate che per approvare in una forma accettata da tutti, accettata da tutte le componenti, perché io continuo a dire sempre queste componenti perché in effetti è un miracolo quello che è accaduto nella Costituente. Hanno impiegato 7 mesi tra discussioni, emendamenti, cambiamenti, baruffe che hanno fatto per fare questo articolo, mentre facevano anche altri, ma per dare il biglietto da visita, per stabilire che cos'era la Repubblica Italiana, hanno impiegato 7 mesi. Alla fine sono riusciti a trovare l'accordo, perché c'era il termine lavoratori e lavoro, che c'erano le sinistre che volevano mettere lavoratori
la democrazia cristiana che voleva in un altro modo. Comunque poi si è trovata la quadra con il suggerimento di Amintore Fanfani, che diciamo, ha dato la soluzione definitiva. Quindi quello che noi oggi leggiamo è la stesura finale, il contributo di tutti, ma hanno impiegato tanto. Perché? Perché l'articolo 1 ha una roba, praticamente dice tutto. L'Italia è una repubblica, quindi già qua c'è il ribaltamento della concezione precedente che è una monarchia. Quindi notate che come gli italiani passano da una monarchia da sudditi, perché in assoluto Albertino erano definiti regnicoli o sudditi, si passa a cittadini, titolari dei diritti inviolabili che neanche il capo dello Stato può violare, nessuno. Quindi notate la diversità. Poi democratica, analizzeremo parola per parola per vedere il significato molto importante. Fondata sul lavoro. Questo è un altro termine che è bene spiegare perché non è comprensibile da tanti. Poi il secondo comma, la sovranità appartiene al popolo, come nelle democrazie. Questa seconda parte, virgola, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi è una sovranità, sì, però non è una sovranità assoluta. Non è che sovranità può fare tutto quello che gli pare. No, la sovranità, il popolo si esprime, ma si esprime sempre all'interno delle regole della Costituzione. C'è stato un periodo in Italia dove si pensava che una volta che il popolo ha votato una linea politica, appunto, si poteva fare tutto perché il popolo aveva scelto. Non è così. Molti dimenticavano questa seconda parte, che dice, sì, il popolo è sovrano, ma esercita la sovranità all'interno delle regole della Costituzione. Vado avanti, vediamo adesso parola per approfondire per quello che si può fare in una lezione di così, molto limitata nel tempo. Allora, la Repubblica, cosa pubblica? Si passa da una forma monarchica a una forma repubblicana. Dice che è fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita, la sovranità, nelle forme e limiti previsti dalla Costituzione. Ripeto alcune cose perché sono cose secondo me molto importanti. Qua c'è una riflessione da fare. Una riflessione un po' più sofisticata comunque. Il legame che c'è tra l'articolo 1, primo articolo, e l'articolo 39, che è l'articolo finale. Sono come le colonne d'Ercole, per dire limiti invalicabili. Cosa vuol dire? L'articolo 139 dice che la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale. Cioè, la Costituzione stessa dice che la forma repubblicana non può essere modificata neanche con l'articolo 138. Se gli italiani vogliono cambiare, vogliono modificare questa forma repubblicana, devono fare un'altra Costituzione. La Costituzione attuale non vale più. Molto importante, cioè è l'inizio e la fine e dice anche che la forma repubblicana non è oggetto di revisione costituzionale. Come mai? Perché è stata voluta dal popolo. Cioè non è una roba voluta così da una maggioranza democratica, è voluta dal referendum costituzionale del 2 giugno 46 e quindi è la volontà popolare che ha deciso questo. E se io voglio cambiare la forma repubblicana, non considerando la volontà popolare, devo cambiare la Costituzione. Quindi il legame tra la forma repubblicana e i valori fondamentali della Repubblica sono anche molto importanti. Se i valori fondanti e fondamentali della Repubblica sono i primi 12, se io cambio la forma repubblicana trascino anche i valori fondamentali di questa Repubblica. Quindi anche i diritti inviolabili sono non modificabili. Quindi i 12 articoli della Costituzione più la forma repubblicana non sono modificabili da parte del potere, da parte comunque, in questo caso del Parlamento, che applicando la legge, l'articolo 138,
potrebbe tentare il cambiamento. Significa fare un'altra Costituzione. Quindi la Repubblica che cos'è? Una forma di organizzazione dello Stato in cui le cariche sono elettive e temporanee. Che differenza c'è tra il monarca e il Presidente della Repubblica? Sono i due vertici. E il monarca era monarca, il re, per diritto, diciamo, ereditario. Le cariche dello Stato spesso erano date da rapporti tra classi sociali aristocratiche. Invece la Repubblica, tutte le cariche sono temporanee e elettive. Questa, diciamo, è la caratteristica della Repubblica nei confronti della monarchia. Democrazia, ci sono tante definizioni e tante cose da dire. Brevemente, forma di governo che si fonda sul principio di eguaglianza di tutti i cittadini, vedremo che tipo di eguaglianza, diritto di voto dei cittadini, peso del voto uguale per tutti, quindi suffragio universale, si diceva poco fa, i cittadini devono scegliere i propri rappresentanti politici e poi, una cosa importante, il rispetto delle minoranze, cioè le maggioranze che hanno la facoltà di governare hanno anche l'obbligo di rispettare le minoranze, che devono essere messe in grado di diventare anch'esse maggioranze. Non sono tutte le caratteristiche, qua si fa una veloce sintesi. Le forme di democrazia, ne abbiamo due nel nostro ordinamento, nella nostra Costituzione, la forma diretta e la forma indiretta. La forma diretta, ad esempio, sono i referendum, l'iniziativa popolare e le petizioni. Significa che il popolo interviene direttamente. Abbiamo visto con il referendum, tutto il corpo elettorale viene chiamato. L'iniziativa popolare, 50.000 elettori possono formulare una legge articolata, cioè con articoli, strutturata con articoli, presentarla al Parlamento che ne discuta. Quindi è una forma di intervento diretto del popolo. E poi le petizioni, l'articolo 50, mentre l'iniziativa popolare è l'articolo 71 della nostra Costituzione. Leggeteli questi articoli perché sono molto facili, comprensibili anche ad un ragazzo. Il referendum, la forma, diciamo, principale, più utilizzata, le altre purtroppo non sono molto utilizzate, sono di tre tipi. C'è l'articolo del referendum confermativo che abbiamo già visto, nel caso che nella revisione costituzionale non si raggiunga la maggioranza dei 2/3, nella seconda votazione si può passare al referendum confermativo, si chiama, articolo 138. Poi c'è il referendum abrogativo, quello che abbiamo utilizzato anche a sproposito in Italia. Cioè c'è una legge e si fa un referendum per abrogare la legge. Quindi viene fatto per cancellare una legge, per abrogare una legge. Poi c'è il referendum consultivo nel caso di, ad esempio, unione di regioni, si può consultare anche la popolazione se è d'accordo o no. È l'articolo 132 e 33. Quindi i referendum sono di tre tipi. Ma a dire la verità, però, diciamo, il metodo più utilizzato è la forma di democrazia indiretta. La democrazia indiretta è quella che prevede le elezioni. Che significa eleggere i propri rappresentanti? Non potendo in 50 milioni che siamo fare una vorà, nel senso che tutti dicono la loro e possono partecipare direttamente, noi eleggiamo i nostri rappresentanti. Li eleggiamo nell'organo che rappresenta la sovranità popolare, che è il Parlamento. E lì nominiamo questi nostri rappresentanti per mezzo di elezioni. Le elezioni, e questo qua è un piccolo schema, corpo elettorale, comuni, che elegge regioni e comuni, legge il Parlamento, Camera dei Deputati, Senato. Con l'ultima riforma costituzionale, vi ricordo, sono ridotti i parlamentari,
Senato è ridotto a 200, la Camera dei Deputati a 400. Quindi noi eleggiamo queste persone che hanno il compito di rappresentarci. Quindi è una fase delicata. L'elezione, io, cittadino, do la fiducia a una persona che mi deve rappresentare dove poi si fanno le regole che mi coinvolgono. Purtroppo questo principio, questo concetto banale, non è noto a molti. Infatti, secondo me, il fatto di non andare a votare vuol dire di non credere più in questo sistema e non credere che ci sia qualcuno che mi possa rappresentare. Il principio di rappresentanza è in crisi netta. L'ultima votazione, per dire anche a Udine, che poi è sempre stata una città dove si va a votare un numero notevole, non ha raggiunto il 50% dei votanti. In Italia ormai siamo sotto il 50%, il che è un grave problema per il principio di rappresentanza e per il metodo di votazione indiretta. Principio lavorista, principio fondato sul lavoro. Abbiamo detto è una repubblica, è democratica, fondata sul lavoro. Questa è una cosa molto particolare nella nostra Costituzione. Il principio lavorista è previsto dall'articolo 4 della Costituzione, cioè significa che la nostra Costituzione è fondata sul contributo che danno i cittadini con il proprio lavoro. Contributo allo sviluppo del paese. Il lavoro è inteso come elemento che dà dignità, distingue e dà dignità alle persone. Allora, è molto importante perché recentemente si sta verificando un fatto molto particolare. C'è gente che lavora e è povera, gente che dà il suo contributo non riesce a arrivare a fine mese. Sì, questo è un altro problema, carattere anche economico, e quindi la nostra Repubblica è fondata sul lavoro, sull'attività più nobile che l'uomo può fare e che dà dignità, e non sul censo, sulla appartenenza a classi sociali come era nella precedente Costituzione dello Statuto Albertino. Quindi un elemento caratterizzante la nostra Costituzione, il valore che si dà al lavoro. Nel grande dibattito, leggendo gli atti della Costituente, soprattutto la Pira, ma anche altri, hanno dedicato parecchio tempo e parecchie energie per introdurre nella Costituzione questo valore che è il lavoro. La sovranità popolare, come si diceva, dice distinzione fra popolo e popolazione, intanto, tanto per intendere anche i termini che sono sempre un po' sfuggenti. Il popolo è composto dai cittadini, da chi è riconosciuto cittadino. La popolazione invece è tutte le persone che in quel territorio, in quel momento, abitano. Quindi anche gli stranieri fanno parte della popolazione, mentre i cittadini sono quelli che hanno la cittadinanza. Si diceva i limiti della sovranità popolare. Il fatto che sia il sovrano il popolo non vuol dire che può fare tutto. Può fare tutto quello che gli consente la Costituzione. Non può, ad esempio, sì, una maggioranza del popolo, abbiamo visto alcuni episodi, può anche cercare di limitare i poteri o i diritti dei cittadini. Questo gli è impedito appunto dalla regola che si può muovere, la sovranità può agire, ma all'interno di questo quadro che è la Costituzione italiana. Mi fermo qua perché sennò non arriviamo più, non arriviamo alla fine. Di grande importanza, visto anche che l'articolo 2 nella Costituzione è l'articolo 2. Articolo che recita così: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica
economica e sociale. Qualcuno nel dibattito voleva che questo stesse al primo posto. Ma ovviamente sì, visto la scala dei valori, il secondo non è male, come anche nel terzo, che è l'articolo che caratterizza di più la nostra Costituzione. Che significa? La Repubblica riconosce e garantisce. Intanto i verbi che vengono, che compongono questo articolo sono indicativi perché riconoscere vuol dire che già esistono. Riconoscere vuol dire che lo Stato non elargisce, non dà i diritti inviolabili, ma li riconosce in quanto già esistenti. Quindi la nostra Costituzione si basa su quello che viene chiamato diritto, il valore del giusnaturalismo che si contrappone al positivismo e partire dal riconoscimento che l'essere umano quando nasce è già titolare dei diritti. Mentre l'altra corrente di pensiero altrettanto importante che ha riempito biblioteche di libri è il positivismo, dove si parla che il diritto è quello che viene posto, quello che viene scritto, il resto non è diritto. Invece il giusnaturalismo parte dal presupposto che l'essere umano è titolare dei diritti in quanto essere umano. Quindi la Repubblica, partendo da questo presupposto, riconosce, non dà, e inoltre li garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la inviolabilità quindi è a garanzia dei diritti, come si diceva poc'anzi. Ma non solo come individuo, ma anche nelle organizzazioni e associazioni dove l'uomo vive. Quali sono le organizzazioni e associazioni dove l'uomo realizza la sua personalità? Beh, le famiglie, la scuola, il sindacato, le cose partito politico, le associazioni, la famiglia di fatto. Quindi questa parte già si vede come viene tutelato l'individuo, non più l'individuo in funzione dello Stato, l'individuo sottomesso allo Stato o vincolato allo Stato. L'individuo è titolare dei diritti che lo Stato deve riconoscere. Guarda che è un bel balzo in avanti nella concezione dell'uomo. E noi questa regola, questo principio, lo abbiamo scritto nella Costituzione. È uno dei motivi per cui è una delle più belle Costituzioni al mondo. Questo riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo. Vediamo. Andiamo avanti. Questi diritti, allora, quali sono in sostanza questi diritti inviolabili? Non sono soltanto quelli che riguardano i principi fondamentali, i primi 12, sono quelli che vanno dal 13 al 54. Una serie di norme che caratterizzano la nostra Costituzione come lunga, perché come dicevo contiene questi diritti ed è una norma o comunque una serie di norme aperte, nel senso che altri diritti possono essere compresi in questo elenco, con tanti articoli, dal 13 al 54, come ad esempio il diritto alla privacy o l'obiezione di coscienza, che abbiamo visto, sono stati introdotti dopo e fanno parte di questi diritti inviolabili. Quindi, come dico qua, intesi come non modificabili neanche con l'articolo 138, la regola della revisione, abbiamo detto, le formazioni sono queste, quindi è tutelata questo diritto inviolabile sia come singolo sia nelle formazioni a cui fa parte l'essere umano, l'individuo. L'articolo 2
nel secondo comma richiede, non è neanche un secondo comma, nella seconda parte, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Grande, diciamo, idea. Perché grande idea? Perché oltre ai diritti che sono elencati, dice, ma perché sono elencati più i diritti e non i doveri? Ma perché i diritti sono quelli che si devono difendere, cioè nei confronti del potere. I doveri sì, si possono aggiungere, ma non hanno la stessa caratteristica dei diritti. I diritti, se non vanno bene al potere, possono essere eliminati. Allora li abbiamo messi in Costituzione in forma inviolabile. Un dovere può essere anche, sì, regolato. Comunque, nella nostra Costituzione si legano i doveri inderogabili ai diritti inviolabili. Perché questo legame? Quali sono i doveri inderogabili? I doveri inderogabili sono la solidarietà. Cosa si intende per solidarietà? Capacità delle persone di aiutarsi reciprocamente, definizione molto stringata. Quindi il principio solidaristico nella Costituzione, gli italiani devono essere solidali fra di loro. Che tipo di solidarietà? La solidarietà è legata alla inviolabilità. Perché? Facciamo un esempio. Se io considero diritto inviolabile il diritto allo studio, devo considerare anche un dovere inderogabile il fatto di poter finanziare questo diritto allo studio. Quindi la solidarietà economica corrisponde al contributo che gli italiani devono dare per realizzare questi diritti inviolabili. Mi spiego ancora con un altro esempio. Diritto alla salute, articolo 32. Problemi attuali. Ma io questo diritto alla salute, se non ho le risorse, non posso garantirlo agli italiani. Nel nostro sistema sanitario, uno dei pochi al mondo universalistico, cosa che sta cambiando purtroppo, io per poter dare questo diritto ho bisogno di risorse. Le risorse lo Stato le ottiene con il pagamento delle imposte, le tasse. Ora, in un paese dove c'è un'evasione fiscale di 200 miliardi l'anno, questi diritti inviolabili non vengono concessi perché mancano le risorse per. Vi faccio esempio della scuola e della sanità, che sono i due diciamo, settori molto colpiti da questo ripasso indietro rispetto al welfare state come era prima. Quindi i doveri inderogabili di solidarietà corrispondono al dovere che gli italiani hanno di contribuire alle spese per poter realizzare questi diritti. Se no è impossibile realizzarli. Ed ecco cos'è il diritto inviolabile legato al dovere inderogabile. La solidarietà politica significa partecipazione, votare. Adesso può sembrare, ma scegliere chi deve governare fa parte della solidarietà, cioè io, popolo, io cittadino, devo andare a votare per contribuire alla scelta di chi mi governa, di chi amministra. Quindi questa è intesa come solidarietà politica. La solidarietà economica, imposte, tasse, articolo 53, abbiamo già detto. La solidarietà sociale è la rimozione, che vedremo fra poco, la rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione della personalità dell'essere umano. Quindi l'articolo 2, vedete, è un piccolo capolavoro, perché ha legato i diritti inviolabili dell'uomo, che lo riconosce, li ha legati ai doveri inderogabili, quindi i doveri, in questo caso, di cui vi parlerà molto più diffusamente il professor Mocchi, sono di solidarietà, il dovere di essere solidari. Il tipo di solidarietà è politica, economica e sociale. Mi sono spiegato? Vi è chiaro? Quindi notate
la bellezza di questi diciamo, legami, di questi ragionamenti, di questo modo di intendere la Repubblica, che è, diciamo, un capolavoro. Ma il capolavoro, in effetti, il capolavoro in assoluto, è l'articolo 3. L'articolo 3 ce l'hanno copiato, cioè noi italiani non siamo molto apprezzati. Comunque su questo articolo molti hanno dovuto dire è un capolavoro. Ce l'hanno copiato altre costituzioni per il significato che ha profondo, nel senso per il principio di uguaglianza. Viene chiamato anche l'architrave di tutta la Costituzione. Tutta la Costituzione è improntata a questo principio di uguaglianza, che fa riferimento all'articolo 3. L'articolo 3 è questo, molto lungo, ma diviso in due parti. Il primo comma si chiama, viene definito come l'eguaglianza formale. Abbiamo già incontrato. Che significa eguaglianza formale? L'eguaglianza formale vuol dire l'eguaglianza di fronte alla legge. Quindi il principio di uguaglianza formale significa di fronte alla legge, che si può sintetizzare nella frase che c'è nei tribunali: la legge è uguale per tutti. Quindi ricco, povero, alto, basso, grasso, magro, tutti sono uguali davanti alla legge. Un grosso passo avanti. L'articolo 3 contiene anche il principio di uguaglianza sostanziale, che è diversa da quella formale. Adesso spieghiamo anche perché, ecco, in che senso, col divieto di discriminazione e quindi di dignità sociale. Questo qua sono alcuni punti importanti di questo articolo 3. Principio di uguaglianza è un principio difficile, principio che ancora non è, diciamo, realizzato in pieno. L'uguaglianza formale e sostanziale. Il principio di uguaglianza è un principio generale, come vi dicevo, che condiziona tutto l'ordinamento giuridico, quindi anche le leggi, oltre alla Costituzione, cioè, che è il pilastro centrale, ma tutte le leggi sono informate, sono condizionate da questo grosso principio, che è il principio di uguaglianza. Parla di canone di coerenza dell'ordinamento giuridico stesso. Ora, parlare di uguaglianza è un concetto molto difficile. L'uguaglianza non è un dato spontaneo, naturale. Ci sono sani, ammalati, istruiti, non istruiti. Gli uomini non sono tutti uguali. Siamo 7 miliardi, tutti diversi. È una regola che si dà uno Stato, un popolo, una comunità. Quindi già da questo punto di vista vedete che come è difficile riuscire a regolamentare, e noi ci siamo riusciti con il nostro articolo 3. Allora, i diritti naturali posseduti dagli uomini in quanto uomini, questo qua è Locke che diceva, il riconoscimento del diritto naturale come l'essenza della rivoluzione dell'eguaglianza. Questo qua, l'idea di uguaglianza è un'idea giovane. Nel XVII secolo, idea rivoluzionaria, rivoluzione copernicana. Guardate che Cristo è stato un rivoluzionario, perché ha predicato l'uguaglianza. È finito come è finito, perché stava predicando qualcosa di inaccettabile per alcuni, qualcosa di difficile da capire. Quindi averlo messo in una Costituzione è una rivoluzione, l'accettazione di questo principio è una rivoluzione copernicana rispetto alle altre leggi. Quindi nella concezione premoderna dello Stato la disuguaglianza naturale era basata sulla disuguaglianza naturale, cioè il povero era povero, il ricco era ricco, il malato era malato, non si prendeva atto di quella che era la natura. Si giustificava la diversità naturale degli uomini. L'ordine politico, quindi le costituzioni o le leggi, rispecchiavano questa diversità. Governavano le differenze cercando di armonizzarle. Governo armonico dalla natura. L'eguaglianza invece in senso moderno
idea giovane, 200 anni appena, nata con la rivoluzione francese, con la Carta di San Francisco, con la Carta dei diritti dell'Unione Europea, è qualcosa di straordinario, perché lega l'uguaglianza alla giustizia e alla libertà. Ora è un concetto difficile, che richiederebbe molto più tempo anche, perché se io costituisco, formo una società rigidamente egualitaria, di conseguenza restringo la libertà. Quindi questo gioco qua di queste tre fasi giocano a secondo della prevalenza di una o dell'altra. In sintesi, società egualitarie limitano la libertà, perché per essere tutti uguali io devo limitare la libertà di una parte della popolazione per farla uguale all'altra parte della popolazione. Fase molto difficile, l'abbiamo vista nella storia. Solo le piccole comunità sono riuscite a fare questo. Eguaglianza, società completamente libere, col massimo della libertà, restringono l'eguaglianza. Purtroppo ci sono delle società non egualitarie, sono tanto libere, ma l'eguaglianza non c'è, o comunque è molto ridotta. Quindi vedete la difficoltà, ma andando avanti velocemente. Quindi l'eguaglianza formale vuol dire che tutti i cittadini sono uguali, senza distinzione di legge, di sesso, razza, lingua, religione, opinione. Sono 6 casi, ma può essere anche allargato. Quindi vedete, non si pone il problema di com'è l'essere umano, si pone il problema di essere uguale di fronte alla legge. È già un bel passo. Perché si chiama formale? Appunto perché è un formalismo, cioè una roba che va bene, però non si chiede come l'essere umano. Il secondo comma, vado avanti se no non ci arriviamo, il secondo comma, la legge, il secondo comma, l'eguaglianza sostanziale, è un piccolo capolavoro anche come scritta. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questa parte ce l'hanno copiata parecchi. Perché che cosa vuol dire? Io riconosco l'eguaglianza di fronte alla legge. La legge è uguale per tutti. Tutti di fronte al tribunale siamo tutti uguali. Però in questo caso lo Stato sta riconoscendo la diversità delle persone e dice: se ci sono delle persone che hanno delle particolarità, io per poterle farle partecipare devo riconoscere questa particolarità e quindi per permettere che si sviluppi la persona umana e che possano partecipare effettivamente all'attività dello Stato, gli devo fare una legge apposta per loro. Allora, ogni volta faccio come esempio banale. Se io organizzo una gara podistica e metto tutti dietro a una linea dicendo io sono uguale, sono perfetto perché tutti sono dietro la linea e quindi sono equo. Però sono che partecipano anche persone storpie, persone che non possono correre, delle persone anziane, non sono io una persona equa, non sto facendo un passo equo, sto facendo una grande ingiustizia, sto considerando uguali persone che non sono uguali. Quindi lo Stato, la Repubblica, deve rimuovere questi ostacoli che sono quali? Quelli di impediscono la libertà di fatto di ordine economico e sociale, quindi il lavoro, quindi l'istruzione, quindi la salute. Sono questi gli ostacoli che impediscono all'essere umano lo sviluppo della persona umana e la partecipazione. Quindi è compito dello Stato rimuoverli per poter dare la possibilità a tutti, anche chi è svantaggiato, di poter partecipare. E quindi, vedete, è il riconoscimento della diversità per poter rendere uguale a tutti gli altri.
tutti, anche le persone che naturalmente sono svantaggiate. Quindi la Costituzione prende atto dell'esistenza delle disuguaglianze di fatto. È un progetto politico quell'articolo. Lo Stato dovrebbe andare sempre verso questo, ma abbiamo noi parecchie leggi, noi abbiamo fatto parecchie. I mezzi per realizzarlo, dove c'è la differenziazione. Esempi, le norme per gli studenti con famiglie a basso reddito, chiaramente sono norme che favoriscono una parte della popolazione. E allora sarebbe questa un'ingiustizia, una disuguaglianza, ma è compresa nel concetto di aiutare gli elementi che per vari motivi non riescono a partecipare alla vita sociale. Quindi a difesa del processo degli indigenti, le lavoratrici madri e le norme che i portatori di handicap, le quote riservate al lavoro, le provvidenze ad alcune imprese sono riconoscimenti di diversità che vengono riconosciute per poter rendere uguali tutti gli esseri umani. Può sembrare un controsenso perché c'erano i rischi, è una deroga al principio di uguaglianza come l'abbiamo inteso. Chi pesa, chi riesce a equilibrare questi principi è la Corte Costituzionale, col principio di ragionevolezza. Quindi i diritti sociali e le libertà si possono volere se esistono diritti sociali. Lo Stato garantisce le libertà formali, ma garantisce anche l'esercizio di questi diritti, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale. L'eguaglianza, fine ultimo della democrazia, è una sfida ancora non vinta. Siamo arrivati ai 57. Ho finito. Vi ringrazio, spero di non avervi annoiato. Grazie a lei, veramente interessante. No, Grazie. purtroppo mi spiace, ma il tempo è stato breve. Sono molte cose, vi ho riversato parecchie nozioni, ma comunque via. Spero di essere stato almeno utile. Nelle diciamo, lezioni che si possono fare per i ragazzi, ci sono parecchi testi che riprendono questi concetti anche con figure, con diciamo, immagini molto ben comprensibili, se parliamo di ragazzi di scuola elementare e media. Per le superiori bastano i libri di testo perché sono fatti molto bene. Beh, ha evidenziato le parole chiave, no? Quelle diciamo fondamentali, quindi sì, un ottimo lavoro di sintesi, grazie, veramente. Io vi ringrazio. Io direi che non sa fatto un bel viaggio in te storie e dopo anche non sa dare curiosità che magari non conoscevi in tutti, no? Sì? Sì, o dicevi che non sa dare anche curiosità che non conoscevi, no? Che magari di per scontate, no? Come che dalla possibilità di votare per gli feminis che si sa un'altra versione, no? Dunque è stata da sicuro una bella maniera per insuazzare che stemme che non è facile, non è semplice, ma lui è arrivato a renderlo un lavoro chiaro. E ho domande se sono domande, scusate il gioco di parole. Domande da fare, si possono fare tranquillamente, per quanto posso... Poi signora, lei può dare, se le chiedono, sì, c'è qualche cosa di cambiato, mi sono accorto che c'era qualche piccola incongruenza, comunque via. No, mi dà anche l'occasione, grazie professor, per ricordare che invece tu metterina a disposizione anche le registrazioni o creare proprio una pagina di queste in tal sito dal scuole furlane, così io potrei anche tornare a ascoltare e il professore le sta per la buon clar, no? Da urbi un schema proprio preciso e non si perdi, per la buon. L'associazione, diciamo, ha questo scopo, cioè è nata per questo, addirittura all'inizio facevamo solo corsi per insegnanti, poi è venuto fuori il Festival della Costituzione, merito del Presidente, lui che lavora di più. È buono, ma di Bessori non va rispetto a noi, sì, si fa poco di Bessori, no? Dunque, bene vengono i collaboratori, no? Sì, ma un grande lavoratore, sempre. Lui, il festival l'ha voluto lui e non l'abbiamo seguito, però se è lui la locomotiva, via, è lui. Noi siamo i carri dietro. Bene.
Domande? No, allora, mi pare che non sono domande, allora, us reguardini il prossimo appuntamento per la settimana che viene, io e 27, ovarin l'incontro con la protezione civile in Friuli, un primo in sfasamento, e dopo invece per il 18 di mai, us reguardini che sarà proprio te, che ste dite, se volen chiamare, no? Che ste viaggi proprio da conosci la realtà di Palme. O dire che ho invito tutti, Antonella, che come sempre sta da ore davanti perché c'è di non si fa noi e vino disventate di disialc. Beh no, allora era l'occasione per farti salutare anche di Bandetò e allora us ringraziare e come buone cene, buone serate, grazie.